Buonasera dal Pala Tedeschi, buon 2026, primo impegno casalingo dell'anno per il GG Team Wear Benevento 5 che dopo la vittoria in quel di Campobasso al Pala Unimol contro il Cus Molise ospita quest'oggi il Soverato. Pronto, arriva anche il fischio, parte il match con il primo possesso da parte del Benevento con Abdala. I giocatori che andrebbero a completare il quintetto iniziale. Intanto subito Caruso col sinistro, palla sul fondo. Caruso cerca e trova l'1-2 con Abdala che apre il sinistro. De Luca, la giocata di Creaco, occhio che la porta è vuota, ci prova Renoldi sul fondo di andar via. Fermato, palla per Ronaldo che apre il sinistro, la parata di Pozzo che si distende e dice di no. Abdala, Renoldi, gran parata qui da parte di De Luca, ancora Vitor Renoldi, Caruso, Rafinha col destro, trova l'1-0, il vantaggio di Rafinha Rizzi, gol numero 7, si rompe il ghiaccio qui a Benevento. Pestic, occhio che Ronaldo ha un po' di spazio, palla per De Luca che non ci arriva, ancora Abdala, Renoldi, Rafinha col destro, traversa, Abdala, salta, calcia col destro, sul fondo, chance per il numero 10, Renoldi. Caruso, Rafinha, Renoldi, 1-2. Angolo già battuto, avanza nuovamente De Luca, sbaglia qui Creaco, il controllo e Abdala non riesce a trovare la porta. Rischia qui Gustavigno, Abdala col sinistro, bravo De Luca col petto. Classico gioco spalle alla porta del numero 3. Fermato da Abdala, occhio a Caruso. Partita, palla fuori, Caruso col sinistro, sul fondo, altra chance. Abdala, Salas. Avanza Salas, sterzata di Abdala, bravo De Luca. Salas, Abdala, Caruso, la sterzata, non riesce a superare Abate, quindi riparte Ronaldo, occhio con 2 contro 1, va via Ronaldo che apre il sinistro, la parata di Pozzo. Giocata qui di Pestic, che ha un po' di spazio, Pozzo, ancora Pestic, sul fondo. Pestic, parte Ronaldo col destro, Salas e poi il destro di Creaco sul fondo, altra chance, Salas. Luquinhas, si gira Luquinhas, incrocia il destro, 1 contro 1, Renoldi, palla per Abdala, Luquinhas col destro, Abdala palla fuori, Renoldi al volo, gran gol di Vitor Renoldi che fa 2-0, torna a segnare il numero 11, fa 4 in campionato. Rischia qui Creaco, la giocata di Luquinhas che serve Renoldi, la porta è vuota, Renoldi 3-0, il gol di Vitor Renoldi che fa doppietta, 47 secondi dal termine del primo tempo e fa 5 in campionato. Da parte di De Luca che fa subito ripartire Ronaldo, salta Abdala, occhio a Ronaldo che stezza, Ronaldo, Pozzo dice di no, che giocata di Ronaldo Cabarcas. Finisce qui il primo tempo con il Benevento avanti 3-0 sul Soverato. Riparte l'incontro. Luquinhas si gira bene, occhio a Luquinhas che tenta il lob a Creaco. Palla che passa, Ronaldo, palo. Sbaglia qui Abdala, attenzione ancora a Ronaldo col destro. Sul fondo, largo da Rafinha con un po' di spazio, colpisce credo Caruso, lancia in avanti Ronaldo, spalle alla porta, sterzata, Ronaldo va via sul fondo, movimento di Salas servito ora da Rosato, ci prova Rosato, palla alta, Itria, occhio a Ronaldo, va via il numero 3, salta Renoldi, palla sull'esterno della rete. Avanza ancora Gustavigno, fondo. Occhio intanto ancora Ronaldo.
che riesce a battere Pozzo e accorcia le distanze a 7:15 dal termine. Arriva il 3-1 della Soverato con la rete di Ronaldo Cabarcas. Avanza, numero 12, poco fa, chance per lui. Eccolo qui, Rosato, palo! Riparte Ronaldo, occhio a Ronaldo, la palla per Gustavino. Luquinhas, gioco di gambe, va via! Colpisce l'esterno della rete. Rafinha. Luquinhas calcia col sinistro Rosato. Stavolta dopo il palo non inquadra la porta. Scucchiaia, Pozzo apre il destro, palla che va in porta, il gol di Yuri Pozzo che fa 4-1 e chiude la partita. Yuri Pozzo, secondo gol con la maglia del Benevento. Finisce qui, vince quindi il Benevento che batte 4-1 il Soverato e trova altri 3 punti importanti che consolidano la vetta della classifica.